Buongiorno, sono la dottoressa Manuela Ingrosso, urologa presso il reparto di urologia dell'azienda Ospedale Università a Padova, diretta dal professor Fabrizio Dalmoro, con sede nell'ospedale Sant'Antonio e nel Muro Blocco, e sono qui per parlarvi di neoplasia della vescica e delle alte vie urinarie. La presenza di sangue nell'urina, macroematuria se è macroscopicamente evidente o microematuria se i globuli rossi sono presenti nel sedimento all'esame microscopico, non deve essere sottovalutata e deve essere sempre tenuta in considerazione per un'eventuale patologia neoplastica. Le neoplasie uroteliali possono avere partenza sia dall'alta via escretrice, bacinetto, renale e uretere, che dalla vescica. Il principale fattore di rischio è il fumo di sigarette, con un effetto causa-effetto. E causa infatti nella popolazione europea il 43% di neoplasie nella popolazione maschile e il 26% in quella femminile. La diagnosi prevede l'anamnesi e l'esame clinico del paziente. Successivamente si richiede una citologia urinaria per valutare cellule neoplastiche nel sedimento e un'ecografia addominale pelvica, esame di prima istanza per una diagnosi per imaging. Successivamente si valuta con un esame endoscopico. Se l'ematuria dovesse risultare monosintomatica con un esame endoscopico negativo e citologie positive, si passa a un esame per imaging più avanzato, un urotac, per valutare l'eventuale estensione della neoplasia e valutare il parenchima renale e la via escretrice per intero e anche lo stato linfonodale. L'uretrocistoscopia è un esame che invece viene nella diagnostica a precedere l'urotac e serve a valutare all'interno la vescica. Viene fatto in un ambiente in ambulatorio con strumento flessibile. Ogni lesione vescicale di natura incerta deve essere trattata. L'intervento prevede una resezione endoscopica per definire sia a scopo terapeutico che a scopo stadiante la neoplasia. Adesso la stadiazione sarà di neoplasia vescicale non muscolo-invasiva, quando interessa l'epitelio di transizione e la sottomucosa, o muscolo-invasiva. Nel primo caso il trattamento prevede una serie di controlli endoscopici seriati e delle instillazioni endovescicali con chemioterapici e immunoterapici. Nel secondo caso il gold standard è l'intervento di cistectomia, che prevede l'amputazione della vescica e la derivazione urinaria. Per ridurre l'impatto emotivo e psicologico, fiore all'occhiello della nostra scuola dagli anni 90 è la vescica ileale padovana, che permette, con un confezionamento di una neovescica ileale ortotopica contivente, di avere delle emissioni per uretra. In aggiunta utilizziamo anche l'ausilio di nuove tecnologie mini-invasive come il robot Da Vinci per attuare l'intervento e dare al paziente una miglior ripresa post-operatoria.